movimento dei pastori sardi si sta mobilitando qui in Sardegna contro quelli che sono i loro diritti violati da parte di questo Stato, dove non vengono riconosciuti quelli che sono i diritti da parte dei pastori di poter avere il giusto prezzo del latte e perciò riconoscere quelli che sono i loro diritti a poter vivere una vita dignitosa. Queste sono le cose e di conseguenza oggi abbiamo in piazza più di 5.000 persone, come potete vedere là dietro ci sono delle situazioni veramente interessanti, vedere come un movimento come quello dei pastori sardi, che è nato da una situazione diciamo molto spontanea, a riuscire a portare in piazza migliaia di persone come qui oggi voi tutti potete vedere. Come potete vedere la realtà è questa che stavamo dicendo, dove veramente le persone sono stanche di dover aspettare che uno Stato prenda delle decisioni per poter dare la giusta ricompensa per quello che è un duro lavoro come quello del pastore.